Mister Allegretti, pareggio sul campo della Castellanzese, 2 gran gol, De Cerchio e poi Colombo nel finale. Resta un po' l'amarezza, no? Perché sembravate averla presa in pugno. Sì, in effetti mi dispiace per i ragazzi perché hanno fatto secondo me un'ottima prestazione, intensa e anche dal punto di vista del gioco con molta qualità. Il campo permetteva anche il fraseggio, quindi sono stati bravi, peccato perché poi dopo abbiamo subito solo 2 tiri in porta, il secondo è stato anche un gran gol, dispiace perché onestamente meritavamo la vittoria. Avevi detto però non dobbiamo staccare la spina, la squadra non l'ha assolutamente staccata la spina, anche perché delle due forse quella che aveva più motivazioni era sicuramente la formazione di casa. E sono obiettivi diversi, quindi noi ci siamo passati nel momento in cui avevamo necessità di fare punti per migliorare la classifica, quindi giocare per salvarsi è sicuramente una situazione difficile perché è chiaro che non ci si può permettere di sbagliare. Noi abbiamo l'ambizione di fare meglio, che è una cosa diversa. Tutto sommato nella partita la lettura dei ragazzi è stata positiva perché chiaramente loro costretti appunto a fare risultato, come ho detto, concedevano parecchie volte l'1 contro 1 dietro e lì siamo stati bravi a verticalizzare nel momento in cui non si poteva giocare. Così come subendo l'infortunio di Marchesini, mettendo dentro un giocatore come Danieli che di certo non ha caratteristiche da punta, abbiamo cambiato velocemente il sistema di gioco e sono stati altrettanto bravi ad adattarsi, quindi mancano solo i 3 punti di una prestazione buona. Ti faccio dire l'ultima cosa proprio su Marchesini, perché questo ragazzo, insomma, meglio che vada a fare un viaggio a Lourdes, non è la sua stagione, poveretto, perché oggi rientrava diciamo, da titolare dopo un lungo infortunio, aveva fatto qualche scampolo prima, ancora infortunato. Sì, innanzitutto adesso dobbiamo capire se ha preso una botta o se è qualcosa di più serio. Di certo dispiace perché è un ragazzo che in questo periodo si è impegnato molto per rientrare, ci teneva tanto a giocare, si era meritato la maglia da titolare perché è un paio di settimane che si allena con grande intensità, perciò vediamo di che entità è l'infortunio, dopodiché vedremo anche da farsi.